Ciao, Ciao, presentati. sono Cristiana Antoniani, ho 25 anni e vengo da Campobasso. Sono una studentessa e precisamente studio canto pop rock in conservatorio, al Conservatorio di Frosinone. Descriviti in poche parole. Sono tenace, testarda, dolce e stravagante, magari un po' bizzarra. Genere musicale. Pop rock e blues. A quale grande voce ti ispiri? Sicuramente Beth Hart, Tosca, Amy Winehouse, Jeff Buckley, sì, tanti. Come hai conosciuto Art Voice Academy? Ho conosciuto Art Voice Academy girando in internet, ho scoperto della borsa di studio dedicata a Stefano Dorazio e ho deciso di partecipare più che altro per farmi ascoltare, per farmi conoscere. E poi non credevo di essere una delle vincitrici e invece è successo e devo dire che mi ha cambiato la vita. Quali opportunità ti dà Art Voice Academy? Art Voice Academy mi dà l'opportunità di cantare con un'orchestra e mi dà l'opportunità di calcare palchi importanti, di vedere anche dei teatri stupendi che mai avrei pensato di poter vedere, soprattutto dal lato del palco, appunto, e di partecipare anche a tour importanti come ad esempio il tour di Roby Facchinetti nel quale sono stata corista ma anche vocalist in alcune tappe. Raccontaci del tour con Roby Facchinetti. Il tour con Roby Facchinetti mi ha dato la possibilità di capire realmente come funzioni questo lavoro. Ci vuole tanto impegno, tanta costanza, c'è anche comunque tanta stanchezza sicuramente, però ripagata nel momento in cui si sale sul palco. Quindi ho capito quanto bisogna lavorare appunto per poter fare questo nella vita, però c'è anche tanto amore. In Roby si vede questo dopo tanti anni di carriera, è sempre come se fosse la prima volta quando sale sul palco. Com'è cantare con un'orchestra? Cantare con un'orchestra è molto formativo perché mi dà la possibilità di ascoltare chi ho intorno, ascoltare gli altri, tutti gli strumenti e anche di percepire il loro modo di suonare, che deve chiaramente essere in simbiosi con il mio canto. E infatti ringrazio il maestro Diego Basso per le grandi opportunità con l'orchestra, perché ogni volta aggiungo sempre un tassello in più alla mia formazione e alla mia crescita. Ti va di farci ascoltare qualcosa? Certo, vi faccio ascoltare Ho amato tutto di Tosca. Perché hai scelto questo brano? Ho scelto questo brano perché dalla prima volta che l'ho ascoltato è stato come se mi fossi guardata allo specchio. È un testo che sento molto mio e poi è un brano che penso abbia tanta voglia di dire, di comunicare, più che di dimostrare qualcosa tecnicamente, e lo sento molto mio per questo. Saluta! Ciao! E dentro la finestra il cielo si fa muto, resto lì a guardare. Io so cantare, so suonare, so reagire ad un addio, ma stasera non mi riesce niente. Stasera, se volesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Con te ho riscritto l'alfabeto, di ogni parola stanca il significato. Perfettamente inutile cercare di fermare l'onda che ci annega e ci lascia senza fiato. Ed è una musica che va e in un istante primavera che ritorna. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere.
tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un volo che è partito, svanito in fondo al blu. E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Se è vero che il tempo ci rincorre, oggi sono questa faccia, questa carne e queste ossa. Le sento ancora addosso, le tue mani che mi spostano più in là, dove si vive solo di uno sguardo. È tardi, si spegne la candela, è sempre troppo tardi per chi non tornerà. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un treno che è partito, sparito in fondo al blu. E io adesso farei qualsiasi cosa per averti tra le braccia, per rivederti. Perché se manchi, tu manchi da morire, perché amarsi è respirare i tuoi respiri, stracciarsi via la pelle e volersela scambiare, è l'attimo fatale in cui mi sono arresa. Perché tu vieni con questo amore tra le mani, come sempre nei tuoi occhi, la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo: ho amato tutto.